Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Walter. Ragazzi, prima di iniziare il video, se cercate questa felpa, tra parentesi, ho preso anche i pantaloni, guardate qua, che spettacolo. Oppure maglie, come quella di stasera, che in Europa League, io non l'ho scelta con la vecchia Europa League, l'ho scelto con la Serie A che abbiamo anche MSC, quella con l'Europa League e senza lo stemma MSC. E guardate caso di chi l'ho presa questa qua dorata, proprio di Piotr Zielinski, l'uomo che ha segnato oggi. Guardate i particolari, non costò niente ragazzi, link in descrizione. Detto ciò, parliamo della partita appena trascorsa. Mamma mia, mamma mia. Allora, partendo dal presupposto che era al Camp Nou e che il Napoli ha fatto un primo tempo clamoroso, non mi sarei mai aspettato di vedere un Napoli del genere nel primo tempo. Napoli meritatamente in vantaggio. Secondo tempo ragazzi siamo spariti. Secondo tempo siamo spariti, danno un rigore che per quanto riguarda la mia idea di calcio non ci sta mai, non c'è mai, anche perché la linea del braccio famosa sopra la spalla non era. Il movimento era naturale, il pallone non cambia di traiettoria. Per il regolamento attuale ci può anche stare rigore, però vabbè, quello per me non è calcio di rigore, però ammetto anche che col regolamento attuale quello probabilmente è rigore, quindi poco da dire. La cosa che fa male è che senza quell'episodio lì probabilmente ce la saremmo addirittura portata a casa lì, che è tutto fuorché facile, con un Barcellona in ripresa, anche psicologicamente in ripresa. Dovete pensare comunque che è un Barcellona che di solito dietro subisce un sacco. Oggi non siamo stati bravissimi a ripartire, ci siamo chiusi veramente tanto, avevamo paura. Vedendo come è finita la partita, vi devo dire la verità, a me sta anche bene. Un 1-1 lì, anche se non conto più gol in trasferta, a me sta bene. Ora bisognerà vedere al Maradona come approcceremo la partita. Sicuramente il secondo tempo va un po' rivisto, perché se vai a giocare così lo prendi, anche perché Ferran Torres oggi si è mangiato 4 gol da solo, ma nitidi. E poi il tocco di Meret che non ci ha fatto. Stavo dicendo il tocco di Meret che ha fatto sì che il pallone non arrivasse lì in mezzo all'area, quello là sarebbe stato gol sicuro. Insomma ragazzi, parliamoci chiaro, una, due, tre cose che ci sono andate bene alla fine in questo secondo tempo. Alla fine secondo me il risultato giusto, Napoli che ha subito veramente tanto nel secondo tempo. Se il Barcellona avesse vinto non avrebbe rubato niente. C'è anche da dire che per il primo tempo che abbiamo fatto potevamo anche vincerla noi. Partita particolare ragazzi, ora tutto sta nel ritorno, ancora non è chiuso niente, anzi secondo me è un buon risultato, un pareggio lì al Camp Nou, però più palle, più concentrazione. Comunque io devo fare i complimenti a tutti. E i complimenti sono il migliore in campo sta Juan Jesus, ragazzi. Proprio colui che ha causato il calcio di rigore. Perché in un modo o nell'altro è riuscito sempre, sempre, sempre a fermare Adama, tranne una volta. E anche con Dembélé si è comportato molto bene, chiusure precise, comunque là dietro si sono comportati veramente tutti benissimo, grandissima partita anche di Fabian. Insigne non mi è piaciuto oggi, Elmas bella cosa sul gol. Un asso quando è entrato anche bene, Mertens così e così ha avuto solo un'occasione, forse là doveva tirarla in modo diverso, però ragazzi alla fine il risultato che ci deve andare bene. Ragazzi, incrociamo le dita, ci tengo veramente tanto a questa Europa League e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ora testa al campionato, testa al campionato. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, quanta tensione, bella.